Sì, un episodio terribile di violenza domestica, per violenza in famiglia, dove un marito, una volta avviata una convivenza che non c'era all'inizio del matrimonio, perché era un matrimonio, ricordiamo, che durava da alcuni anni, ma non avevano mai convissuto perché la moglie con il figlio vivevano all'estero. Una volta raggiunto il marito a gennaio, cominciano 2 mesi di violenza in casa, violenze contro la moglie. Ogni volta che beveva lui si scagliava contro la moglie molto violentemente, e a marzo, in una notte particolare, una violenza sessuale molto grave e durata la sera e la notte, che poi porta la moglie alla decisione di scappare di casa col figlio, rifugiarsi da parenti fuori regione e poter così trovare un po' di tranquillità. Poi trova anche la forza, una volta curatasi presso l'ospedale cittadino, di sporgere denuncia. Da questa denuncia inizia un'attività di indagine che ci porta a comprovare non solo la pericolosità del soggetto, ma anche l'intento di fuggire qualora le forze dell'ordine avessero, iniziato ad attenzionarlo. Per cui, rappresentato questo all'autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria si è convinta dell'opportunità di arrestarlo e ha emesso un provvedimento di custodia cautelare che è stato eseguito ieri, tempestivamente, e da ieri lui è in carcere e dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, continuata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, perché alla moglie ha procurato anche delle lesioni.